Noi siamo un club femminile, un club service. A me piace dire di donne che lavorano per le donne. Certo non è l'unico nostro interesse, però oggi siamo qui proprio per questo. Oggi è la giornata contro la violenza sulla donna. Abbiamo pensato di colorare la caserma di Vittorio, la caserma di Conegliano, ma molte altre caserme in tutta Italia, sempre tra noi e l'Arma, insomma tra il Soroptimist e l'Arma. Perché? Perché all'interno delle caserme sempre Soroptimist ha preparato, allestito quelle che sono le stanze tutte per sé. Quindi stanze in cui una donna che purtroppo subisce violenza può andare a denunciare questa violenza e trova un ambiente empatico, accogliente, c'è un angolo per i bambini, quindi dove una donna, noi auspichiamo, possa in un momento sicuramente difficile, perché denunciare è difficile, trovare perlomeno un ambiente che la accoglie, che capisce anche, empatico, che riesce a capire la gravità e il dolore di questo momento, insomma. L'ITER prevede appunto la ricezione della denuncia sia in forma orale che mediante telefonata al numero di emergenza 112, mediante la quale appunto viene valutata la situazione e poi si procede all'audizione presso la stanza dedicata, dove appunto in un ambiente rassicurante e confortevole le vittime di queste tipologie di reati, che sono molto pesanti, vengono messe a proprio agio e l'approccio dell'operatore permette di instaurare un dialogo più empatico, che consente quindi di verificare qual è la situazione che viene denunciata. Allo stato attuale, nell'anno 2020, la stanza è stata utilizzata 12 volte. Le tipologie di audizioni prevedono sia quelle di iniziativa, cioè la ricezione della denuncia nel momento in cui la vittima si presenta spontaneamente in caserma, sia quella delegata dall'autorità giudiziaria, nella quale appunto la magistratura dispone l'ascolto della vittima in un ambiente protetto come quello della stanza. All'interno di questa stanza si vedono anche degli oggetti, dei giocattoli, degli oggetti dedicati ai minori. È comunque previsto anche che in questi casi siano coinvolti anche dei minori? Purtroppo sì, a volte quando la vittima è un minore bisogna ascoltarla mettendola nelle condizioni di maggior comfort possibile per potersi aprire e purtroppo rievocare dei momenti spiacevoli. E la giornata di oggi è significativa anche per la caserma, che si è tinta di un colore molto significativo. Qual è il suo commento a questa iniziativa? L'iniziativa è molto importante e noi siamo onorati come Arma dei Carabinieri di poter prestare il nostro contributo e la nostra opera, sia in termini operativi ma anche in termini di ascolto e vicinanza alla popolazione, per sopperire a queste tragedie, a queste persone che affrontano queste situazioni. Il CAV di Vittorio Veneto offre il proprio servizio non solo ai cittadini vittoriesi, ma ai cittadini di tutto il nostro distretto di Pieve di Soligo. Abbiamo avuto, tanto per darvi qualche numero di riferimento, nel 2019, se a livello di Regione Veneto ci sono stati circa 3.200 casi di donne prese in carico, noi nel nostro CAV ne abbiamo presi in carico 144, quindi siamo attorno al 5% del totale a livello regionale. Vi dico anche che collaboriamo molto, oltre che con i carabinieri, come è evidente oggi, anche con l'ULS, quindi con i servizi sanitari, e l'anno scorso nella nostra ex ULS 7, quindi nel nostro distretto, sono stati assistiti dai pronto soccorsi di due ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto 212 donne. Quindi stiamo parlando di numeri ancora molto alti e che ci chiedono di continuare a lavorare. Noi lavoriamo con le donne, quindi il CAV ha assistenti preparate, quindi a psicologhe, dà anche assistenza legale.
assiste la donna in tutto il percorso, da quando decide e prende la decisione di avvicinarsi alla denuncia della propria violenza subita, di qualsiasi tipo essa sia, l'accompagna attraverso il tunnel che purtroppo deve percorrere per poter poi tirar fuori la testa e ritrovare la propria dignità. E ancora viene accompagnata la donna, grazie ai finanziamenti che il CAV riceve dalla Regione del Veneto, viene accompagnata per, se serve, trovare una casa. Molto spesso il problema abitativo è limitante per la donna, anche se e soprattutto se ha bambini, e anche per provare un suo inserimento nel mondo del lavoro.